Spesso nella clinica VetLife di Cosenza vengono ricoverati anche animali non convenzionali. Proprio nei giorni scorsi è stata soccorsa e salvata una volpe. Siamo in compagnia del dottor Luca Tiano. Intanto, cos'è accaduto a questo esemplare di volpe? 3 notti fa è arrivata in pronto soccorso questa volpe soccorsa da alcuni passanti nel territorio di Lattarico, del comune di Lattarico. Era completamente versata sull'asfalto in condizioni critiche, è stata recuperata da alcuni ragazzi quindi, che sono stati sensibilissimi e non hanno avuto paura, perché si tratta comunque di animali selvatici, anche se l'animale non era in condizione assolutissimamente di far male. È stata portata qui in clinica, il medico di turno ha attuato le prime procedure di soccorso. Alla fine aveva un brutto trauma cranico, molto probabilmente dovuto a un incidente stradale, è stata immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva della clinica. Oggi le condizioni cliniche sono migliorate, quindi molto probabilmente nei prossimi giorni o nelle prossime ore verrà ricoverata in un centro, diciamo, di recupero idoneo per animali selvatici. È stata fortunata perché la tempestività in questi casi gioca un ruolo fondamentale per la vita della giovane volpe, che è stata battezzata Vuk. Quindi un gesto bellissimo anche da parte di questi ragazzi, come diceva lei, dottore Tiano, fa parte della fauna selvatica, quindi bisogna adottare determinate cautele, no? Quando si presta soccorso ad un animale del genere. Era tramortita chiaramente probabilmente a causa dell'incidente, però va dato merito a questi ragazzi che non si sono voltati dall'altra parte. Sì, assolutamente sì. La sensibilità di questi ragazzi ha salvato sicuramente la vita al giovane esemplare, alla giovane esemplare di volpe, e la tempestività anche dei medici in pronto soccorso che sono riusciti a stabilizzarla ed oggi sicuramente è fuori pericolo di vita. Ancora gli serviranno dei giorni ovviamente per riprendersi definitivamente prima che poi possa essere rimessa in libertà. E non è la prima volta che qui nella clinica VetLife arrivano animali non convenzionali, cioè animali che sono stati magari investiti in difficoltà, che fanno parte comunque della fauna selvatica, dottor Tiano. Assolutamente sì, ne sono capitati altri. Il lupo, ricordo di un tasso che venne soccorso dai vigili urbani del comune di Cosenza, ne sono capitati tanti, tant'è che all'interno della struttura abbiamo un team di medici specializzati proprio negli animali non convenzionati, capitanati dal dottor Nino Marcianò. Questo ci consente di intervenire anche su specie particolarmente difficili da gestire se non si è esperti in questo settore. Sicuramente l'approccio è diverso, no? Con gli animali che fanno parte della fauna selvatica rispetto a un cane o un gatto. Decisamente sì, dall'approccio gestionale a quello medico sicuramente è differente rispetto agli animali, diciamo, domestici come il cane e il gatto, che sono sempre più frequenti nelle nostre famiglie. Vuk dunque presto tornerà a correre libera nel suo habitat naturale. Grazie al dottor Luca Tiano e all'equipe proprio della clinica VetLife. Grazie come sempre anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.